rimessa dal fondo in favore del Partinico Audace. Si riparte da Cascione. Scrozzo, Marino, Scrozzo al rinvio. Adesso il Piana che amministra il gioco con Lucera che va a cercare al secondo palo Amaya, continua ad attaccare la formazione di Chinnici con Jack Serio che va al cross, chiude Maranzano, palla all'indietro, ancora Scrozzo salta, prova ad accorciare il campo la formazione rossonera. Ancora Totò Scrozzo, giocatore di esperienza incredibile per la categoria, lui che veste la maglia del Partinico Audace consecutivamente da 4 stagioni, ma diciamo che ormai è una seconda pelle per lui dopo aver chiuso la sua esperienza a Marsala nel 2019 e poi fatto categorie decisamente superiori a questa, vestendo la maglia del Messina in Serie B, ma anche fatto tanta Lega Pro che in passato si chiamava C1/C2. Per lui questa è una partita sicuramente importante, non è mai banale affrontare la prima della categoria, questo vale per tutto il Partinico Audace. Tanto occhio a questa palla per Viscuso che quasi viene beffato da Lucera, ma poi ci ha messo più di una pezza l'ex difensore del San Vito. Adesso il Piana prova ad accorciare il campo mentre Daniel Longo riesce ad andare via e continua ad accelerare. Buona l'azione delle 7 che poi va da Pulizzi, zona tiro, palla sul fondo, prima azione offensiva del Partinico Audace. La conclusione di Pulizzi non è bastata a inquadrare la porta, però buona l'azione di Longo che ha saltato Camiolo. Lancio di Tarantino per vie orizzontali, Piana che prova a costruire la sua manovra mentre il Partinico Audace aspetta questo lancio che non raggiunge Lucera. La linea difensiva era stata brava a leggerla. Oggi Scrozzo sta facendo il difensore centrale insieme a Fili, quindi panchina per Amiri. E vi scuso che questo finale di campionato se lo sta facendo da terzino, invece chi fa il centravanti è Angelo D'Amico, che è stato preferito a Gabriele Butera dal tecnico Abenante. Torna a fare l'attaccante, l'ultima volta per D'Amico era stata nel match contro l'Empedoclina, aveva fatto un gol su rigore in quell'occasione. Tanto buono il pressing di Lonco, va ad aggredire il Partinico Audace, rinvia male Belmonte, allora il Piana si deve salvare. Corso per vie orizzontali, il passaggio dell'ex centrocampista dell'Aspra, uno dei tanti colpacci della formazione rossonera che ha portato a casa un giocatore che ha visto solo eccellenza nel suo percorso. Adesso ancora lui a gestire il pallone, lui che viene da 2 anni con la maglia della Mazzarese, prima dei 4 mesi ad Aspra quest'anno, poi il trasferimento a Piana con l'ambizione di mettere nel suo palmarès una promozione che per il momento il Piana dovrebbe vincere. Intanto Lucera a cercare sul secondo palo duro, buona azione manovrata del San Giorgio che si è fatto pericoloso tra le parti di Cascione. Tanto altro cross di Serio, palla che arriva a Lucera, Cascione non esce, deve andare a lavorare in questo caso Viscuso. Lucera, palla al limite, Ciancimino, buona trama ancora del Piana, cross sul secondo palo, non arriva però la zampata definitiva, ma buona la trama del San Giorgio. Tanto buona l'uscita a palla del Partinico Audace con Elia Marino, giocatore che con mister Abenante ha fatto il suo debutto nella ripresa contro la Parmonval, lui che è entrato insieme a Totò Scrozzo in quell'occasione. Poi un po' di spazio per lui quando ancora c'era un altro allenatore, c'era Bellomo,
in Coppa Italia contro l'Alcomo. Oggi ha l'occasione di scendere al primo minuto contro la capolista dopo aver giocato nell'ultima sfida juniores contro l'Athletic Club Palermo. Ecco qua. Ma chi è? Ma Luciano? Ma Luciano? Scusa che cazzo di umano. Tanto lancio per Serio, palla al limite, Amaya prova ad andare, allarga ancora da Serio, fuori gioco. Azione non valida quella della capolista, che continua a cercare di mantenere una certa supremazia territoriale, ma il Partinico Audace sta stringendo i denti e sta reggendo l'urto per il momento dei più attrezzati del campionato. Sono partiti per vincere, con ogni probabilità lo faranno. Presentano giocatori che in questa categoria non c'entrano niente. Uno su tutti è quello che abbiamo qui di fronte, Raimondo Lucera, posizionato nel ruolo di esterno sinistro, mentre per il momento costruisce il Piana con Duro in mezzo ai due centrali, Tarantino e Gaio. Proprio Duro che torna indietro da Belmonte, oggi preferito a Polizzi. Il lancio del numero 1 del Piana, la Lucera però era venuto a prendersi questa palla partendo da posizione irregolare. Quindi Piana, che adesso si dovrà difendere da questa punizione battuta da Viscuso, preferisce tornare indietro da Emanuele Fili, scrozzò, palleggia il Partinico, Marino, giocata a muro verso Fili, Socascione ha provato ad allargare il gioco da scrozzo, errore da parte del capitano neroverde, poi Serio prova a sorprendere i suoi avversari dal limite, però esce molto bene Panzeri, rimasto a terra Serio, ma continua l'azione del Piana, palla per Lucera, si sovrappone Duro, ancora Lucera, prova il tiro col destro, cercato quasi di stopparlo Amaya, ma non era facile. Serio continua a rimanere accasciato a terra mentre il Partinico Audace prova a ripartire. Corso torna da Belmonte che poi la mette fuori. Aveva provato a rialzarsi l'ex fantasista del Geraci, ma evidentemente ha accusato un colpo e quindi ha bisogno di essere attenzionato. Arrivano indicazioni da parte di mister Abenante per i suoi Partinico Audace Piana, che si affrontano per la seconda volta in stagione, per la seconda volta nella loro storia recente. Solo un match, quello d'andata appunto, terminato 1-2, deciso ai gol di Serio e Lucera per il Piana. Poi il gol che riaprì solo parzialmente i giochi di Emanuele Fili, che di testa aveva dato una speranza al Partinico, che poi non è riuscita ad agguantare il pareggio, nonostante una buona prova. Per chi l'ha vista sicuramente se lo ricorda quanto i neroverdi diedero il filo da torcere al Piana, mentre adesso D'Amico si attinge a restituire il pallone al Piana, poi si posiziona subito in avanti il club di Abenante con la volontà di andare a riconquistare alto questo pallone. Poi il lancio di Gaio, Amaya, male, Viscuso, D'Amico, il lancio di Riccardo Camiolo, poi beffato Ciancimino, prova ad andare lungo, niente da fare, riparte il Piana con Giovenco, accelera sulla destra il numero 2 del Piana, uno dei giocatori più pericolosi di questa squadra. Poi Fili si difende come può mettendo il pallone in out, calcio d'angolo in favore del San Giorgio. Vediamo chi andrà a batterlo, Raimondo Lucera in questo caso. Tra l'altro Lucera ha segnato il suo primo gol con la maglia del Piana proprio al debutto, all'andata contro il Partinico Audace. Da allora per il numero 7 sono arrivati altri gol, ma non tantissimi per uno come lui. Precisamente sono 3, quelli in rosso-nero firmati da Lucera. Sono 10 in totale in stagione per lui, comprendendo anche l'inizio di campionato in eccellenza con la Don Carlo Misilmeri, dove ha fatto comunque 7 gol tra campionato e coppa. Tanto si prende un rischio Camiolo, il lancio però arriva a Maranzano
che alza un campanile, la voleva lasciata Cascione in questo caso. Adesso Marino a lottare con Serio, sembra avere la meglio il classe 2006, ma continua l'azione del Piana. Palla per Duro, zona tiro, ha cercato il primo palo, il numero 8 rossonero non l'ha trovato. Occasione per il Piana. Scrosso gioca al fratello Alessandro, entrambi hanno un percorso molto simile nei tempi recenti, quando hanno vestito la maglia del CUS e della Nuova Sancis, poi hanno deciso di tornare a Partinico Audace e probabilmente qui chiuderanno la loro carriera, avendo superato ampiamente entrambi l'età di 40 anni, sicuramente non tantissimi anni davanti, ma comunque ancora il rendimento è importante per questa squadra, sono più di un baluardo anche fuori dal campo. Tanto gioca Lucera per Amaya che poi torna da Serio, il tiro col destro, si sblocca il risultato all'Ali Cauli, segna come sempre Giacchino Serio, va sotto nel parziale il Partinico Audace, niente da fare per Cascione, non è riuscito a salvarla nella linea, lì è il gol di Serio che va a dedicare la rete al suo pubblico, per lui sono 18 con questa maglia. Inizia subito male la partita per il Partinico Audace, che era riuscito a affacciarsi in avanti solo un paio di volte, stava recitando un ruolo da protagonista il Piana in questo match e infatti il risultato è già cambiato. Dura entrata da parte di Corso, fallo su Scrozzo, quindi punizione per il Partinico Audace. Ormai dal punto di vista degli obiettivi questa squadra, diciamo, non ha grandissime ambizioni, essendosi salvata matematicamente e non potendo accedere più alla griglia playoff. A questo punto c'è solo da finire il campionato nel migliore dei modi. Va in pressione Longo, Tarantino, il lancio a cercare Amaya che in qualche modo riesce a far arrivare la palla a Lucera, ma Viscuso è stato più lesto nell'anticipo di testa. Palla affidata a Riccardo Camiolo, in classe 2005, che ha già grandissime esperienze nel calcio dilettantistico, ha fatto la Serie D con il Ragusa e con la Gelbison prima di trasferirsi a Piana. Tanto il lancio ad aprire di Gaio per Lucera che tiene il pallone in campo, va l'1 contro 1 con Viscuso, ancora Lucera, il cross intercettato da Viscuso e quindi Longo prova a far ripartire i suoi, ma arriva l'intercetto. Pronto Viscuso a cercare D'Amico, anticipo di Corso, poi ancora Viscuso, stavolta con la testa a Pulizzi, niente da fare. Partinico un po' slegato questo inizio, non riesce a gestire la sfera come di solito vediamo. Tanto qui Ciancimino fa quello che vuole e va ad aprire il gioco dove c'è Serio, può rientrare sul suo mancino, deve andare a lottare Maranzano, la palla per Amaya, posizione irregolare, quindi gioco che riprenderà da punizione per il Partinico Audace. Deve impegnarsi Scrozzo per tenerlo in campo questo pallone, ma niente da fare. Mentre Cascione si confronta con mister Abenante dopo questo pallone sbagliato. Buona la riconquista di Pulizzi, prova a ripartire la formazione roverde. Scrozzo ad aprire da Longo, prova a rientrare sul mancino, ancora Longo, sempre il numero 7, fa una bellissima giocata, prima opportunità della partita del Partinico Audace, un'azione individuale di Daniel Longo che accende la partita dei neroverdi. È chiaro che con un giocatore così in forma, anche dal punto di vista realizzativo,
Per lui sono 6 centri in campionato, 9 in totale con questa maglia. Si deve cercare di più, visto il coefficiente di difficoltà della sfida. C'è bisogno di un giocatore che punti l'uomo e che magari lo salti o comunque che crei pericoli. Si ripartirà dalla bandierina, proprio Longo a battere. Il cross, ci arriva Pulizzi, poi dal limite ci ha provato Panzeri. Fischiato forse fuori gioco il direttore di gara. Si ripartirà da calcio di punizione in favore del Piana con Belmonte che va da Tarantino. Corso pressatissimo, ma riesce ad uscire comunque la squadra di Chinici con la grande qualità, mentre era rientrato dal fuorigioco a maglia per il guardalinee, anche se forse non è stata una chiamata precisa. Scrozzo, Pulizzi, la giocata per Alessandro Scrozzo che va in verticale da Longo, prova a giocare il Partinica Audace adesso. Marino sul corto da Scrozzo, Longo si sovrappone Viscuso, l'ha visto l'ex Cinisi, il pallone però arriva in un secondo momento da Viscuso, giocato da Fili. Va tenere in campo il 2, va in verticale da Pulizzi, d'amico molto largo, prova il cross con il destro, c'è solo Giovenco. Poi anticipato Marino da maglia, Ciancimino, il lancio per Lucera, prova ad andare il 7, lo deve contenere Fili, ancora Lucera che rientra, c'è il movimento di Amaya e il tiro bloccato da Antonio Cascione. Si salva il Partinico. Panzeri prova ad accelerare, la palla però gli rimane indietro rispetto all'intenzione del centrocampista ex Mazzara, che nel suo percorso ha visto anche il Cittadella e il Chiasso fuori dall'Italia, in Svizzera in questo caso. Talento cristallino dal punto di vista tecnico che andrebbe sgrezzato sotto altri punti di vista. Tanto Tarantino con grandissimo protagonismo si butta in avanti con l'ausilio di Lucera, poi il cross dell'ex Parmonval, Maranzano si difende, la squadra di Abbenante, poi il lancio in avanti a cercare Longo e ancora sull'anticipo Camiolo. Il Piana vuole dimostrare a tutti che questo campionato è il suo e di nessun altro, e lo sta facendo con una prova letteralmente perfetta in entrambe le fasi, almeno per quanto concerne questi primi 19 minuti. Palla per Duro, sempre in mezzo ai due centrali, poi Tarantino, Belmonte col destro a cercare Serio, Maranzano era già sui suoi paraggi. Palla per D'Amico, Pulizzi, Panzeri, ancora Pulizzi, alla meglio in questa circostanza Francesco Corso, poi anticipato a maglia da parte di Scrozzo fallosamente, quindi calcio di punizione in favore del San Giorgio, squadra che ha un rendimento importantissimo. Però non è il migliore quello in casa del Piana, che anche se ha perso una partita ne ha pareggiate troppe, mentre in trasferta la squadra di Chinnici è la migliore con 27 punti fatti, inoltre anche la miglior difesa del campionato con 14 reti subite, e terzo al miglior attacco con 45 reti fatte, con questa di oggi 46. Firmata dal solito Jack Serio, che non ha lasciato scampo a Cascione e compagni, nonostante l'intervento di Fili sulla linea. Non c'è stato niente da fare per l'ex difensore di Castelbuono e Casteldaccia, lui che ha ottenuto 2 promozioni consecutive nel suo percorso.
questo è il terzo anno consecutivo in promozione in squadre importanti, ma sicuramente il finale non sarà bello quanto quelli precedenti, perché ha vinto un playoff col Casteldaccia di promozione quando c'era il tecnico Giuseppe Pagano, e poi nell'altro caso, quello di Castelbuono, nella passata stagione ha vinto una Coppa Italia di promozione. C'era fallo no per il direttore di gare, allora Longo allarga il gioco da Panzeri, zona tiro per Panzeri, intervento da parte di Belmonte. Altra opportunità per il Partinico Audace, che nel secondo caso è andato a creare più di un pericolo. Costruisce la manovra il Piana adesso con Tarantino. Ciancimino si apre molto, duro. Tarantino, Ciancimino, Tarantino, Gaio. Il giocatore è già al secondo anno con questa maglia dopo aver vinto la Coppa di Sicilia in prima categoria lo scorso anno qui a Piana, mentre Cascione è stato molto bravo ad anticipare a maglia ed allargare il gioco da Panzeri. Pulizzi, Scrozzo, c'è spazio in avanti, torna indietro però, Maranzano cerca di uscire col palleggio codificato il Partinico, solo rimessa laterale per la squadra di Abenante. Adesso Gaio va a lottare con D'Amico, forse c'è fallo da parte dell'ex difensore dell'Aspra, invece è soltanto rimessa laterale per il Partinico Audace. Maranzano a cercare Longo nello spazio, servito bene, prova ad andare Longo, zona cross, conclusione la sua murata e quindi si riparte alla bandierina, calcio d'angolo. Mentre c'è Gaio che si tocca la faccia, forse una botta subita da parte del classe 90, originario di un paese limitrofo come Altofonte, capitano di questo Piana. Longo, il cross sul primo palo per D'Amico, c'era anche Filì, fallo su Dalmonte. A commetterlo è stato il centrale nero-verde e quindi si riparte da calcio di punizione per i padroni di casa, ma richiesto l'intervento dello staff medico. It's a pool. That's ancora. Sì, No. Basta. It's a pool. Yes, vedo, it's posso male. Niente. Ma ascolta. Damonte, Tarantino, percorso che va in verticale, palla che arriva direttamente a Cascione che fa ripartire l'azione del Partinico Audace. Scrozzo torna indietro da Filì, ancora Salvatore Scrozzo a portare palla in verticale da Pulizzi, il pallone arriva a Maranzano, riesce comunque ad avanzare in qualche modo la formazione nero-verde senza però riuscire a dimostrarsi incisiva. Invece Lucera raccoglie questo pallone di corso, tenta un dribbling, Lucera ad aprire verso Serio, col petto, forse tocco di mano di Maranzano, chiede un rigore. Il Piana, il direttore di gara, lascia proseguire. Lucera, bellissima la palla che porta duro davanti a Cascione,
Salvataggio provvidenziale del numero 1 nero-verde, si salva in qualche modo la squadra di Benante. E c'è subito la ripartenza con Panzeri, che ha una buona progressione palla al piede, poi col tacco va a lottare Corso, più esperto di lui, il classe 97 si va a prendere fallo. Corso che è cresciuto nelle giovanili di Eurocalcetto Villabate, prima di fare il salto tra i grandi in eccellenza, ha firmato un gol quest'anno con la maglia dell'Aspra, per un totale di 10 reti in carriera nel massimo livello regionale, ma la cosa principale che mi sento di raccontare è il fatto che ha più di 200 presenze in eccellenza consecutivamente. Diciamo che per lui la promozione possiamo ritenerla quasi una passeggiata, mentre qui sono andati a lottare Maranzano e Jack Serio. Si riparte da Cascione che va da Scrozzo, Pulizzi, Maranzano il lancio intercettato da Duro, ancora Maranzano, Pulizzi, rimessa laterale per la formazione nero-verde, cercato direttamente da Mico che fa sportellate con Giovenco che è rimasto a terra, poi scivolata di Marino su Ciancimino, alla fine del gioco viene fermato. Per il momento c'è fair play in campo. Tra le due squadre. Tarantino, il lancio verso Lucera, deve uscire Cascione. Entrambi hanno un percorso nella Don Carlo Misilmeri, solo che Cascione ci ha giocato veramente per pochissimo lì, invece Lucera ci ha fatto praticamente 3 stagioni e mezza con la maglia da Don Carlo. Percorso brillante per lui in biancorosso dopo aver vestito la maglia del Palermo in Serie D. Detto Viscuso a proteggere sulla pressione forte di Riccardo Camiolo. Tornando a Lucera, precisamente per lui, con la Don Carlo Mesilmeri ha fatto 18 gol e 66 presenze. Adesso in questo momento è stato abbassato il raggio d'azione di Lucera, fare il terzino sinistro, lo vediamo qui nella linea difensiva, con Camiolo molto più basso. Adesso i due si scambiano di nuovo, infatti lasciava molto stupore questo scambio di posizioni, ma forse era solo una scelta temporanea. Infatti Lucera va subito a controllare questo pallone, la posizione avanzata, c'è la sovrapposizione non premiata nei confronti di Camiolo, mentre il cross si è spento sul fondo, non c'è arrivato dall'altra parte. Duro gioca il Partini Caudace, Fili, Scrozzo, lancio, cercare d'amico di testa per Longo, il colpo di testa di Ciancimino e allora avanza Tarantino. Buono il lancio ancora per Lucera, corsa all'indietro per Viscuso, prova a tenerla in campo il numero 7 rosso-nero, classe 2000. Continua a spingere il pubblico di Piana, anche oggi come sempre, come tutto l'anno, numerosissimo al seguito. Tanto corner che si spegne sulla rete superiore. Scrozzo, Fili, pressato da Ciancimino, rischia un po', ancora Fili, preferisce allontanarla, ma il Piana
è tutto proteso in avanti, pronto ad accorciare il campo, a recitare un ruolo dominante nella partita. Però qui c'è il passaggio sbagliato di Gaio, era andato molto più avanti invece Giovenco. Longo per Pulizzi, ancora Pulizzi, tocca all'indietro per Marino che fa una buona giocata, rimessa laterale per il Partinico Audace, mentre viene chiesto a mister Chinnici di indossare la casacca. Lucera, occhio a questa giocata d'esterno per Serio che lo manda in porta, ancora decisivo Cascione a tenere aperto il risultato, a tenere aperto il match. Ha rischiato tantissimo il Partinico Audace, ma che giocata di Raimondo Lucera, che dialoga di qualità con Serio, che in inverno, soprattutto nella finestra di mercato, ha rischiato di lasciare Piana per tornare nella Sogeraci, che gli ha regalato grandissime emozioni con la maglia granata, o per meglio dire madonita. Ha vestito 73 volte quella casacca che gli ha regalato un salto di categoria, quello dell'anno scorso della promozione all'eccellenza, e 2 salvezze nel massimo livello regionale in passato, 32 reti e parecchi assist. Per lui a Geraci la chiamata in questo inverno alla fine è stata declinata, ma per dettagli. Infatti anche la pagina Facebook del Geraci aveva dato qualche spoiler sul ritorno di Serio, alla fine non se ne è fatto nulla e quindi almeno per quest'anno completerà il suo percorso a Piana e vuole farlo con la seconda promozione vinta consecutivamente. Sarebbe un grandissimo traguardo. Tanto vi scuso a pressare forte. Lucera, fallo però dell'ex Messina. Difesa molto alta del Partinico Audace, ad aspettare questo rinvio dal fondo di Tarantino che alla fine si trasforma in un semplice calcio di punizione battuto corto. Gaio apre, poi il lancio, gioca un calcio molto posizionale quello del Piana, con diversi movimenti in fase di costruzione e sviluppo della manovra da parte di molti interpreti. Infatti è davvero bello vederli giocare per la qualità dell'orchestra firmata Chinnici. Sente il lavoro del tecnico in questo caso è tanto, mentre prova ad alzare un po' la pressione la formazione da Benante, beffato Filì da Lucera, poi torna sui suoi passi il centrale nero-verde che si va a prendere fallo commesso da Federico Martina Maia, classe 90, argentino, ex Sicula Leonzio. Tanto scorso, subito un lancio diretto per Longo. Gioca subito il Piana da dietro. Tarantino per Gaio, prova a pressare Pulizzi. Va uomo anche Panzeri e la costruzione della manovra della formazione rossonera non si evolve. Quindi torna a giocare il Partinico Audace, pressato Scrozzo che torna da Cascione. Scrozzo, Pulizzi, Fili, ancora Scrozzo, salta,
molto bene, di qualità ed esperienza serio, poi va con l'esterno a cercare Longo, si sacrifica D'Amico, resiste Tarantino dall'alto dei suoi anni e delle sue presenze in questo calcio. Molto avanzata la posizione proprio delle 4 che vi stavamo raccontando. Lui che vanta più di 500 presenze solo in eccellenza, vestendo tante maglie importanti, ma sicuramente il suo percorso preferito, quello principale, è stato con la Parmonbal, esperienza che ha ripetuto più volte nei suoi anni, in particolare è precisamente 12, con la casacca azzurra. Poi è arrivato a Piana dopo una breve parentesi a Marineo. Quest'estate, come tantissimi altri giocatori che fanno parte di questa incredibile rosa che vuole vincere il campionato, ma prima vuole vincere questa partita. Sarebbe un enorme tassello da mettere in classifica. Mentre si muove già qualcosa nella panchina del Partinico Audace, con Butera e Amiri che si riscaldano, e anche Anselmo, mentre è pressato forte, discusso Corso, torna indietro da Tarantino, è verticale, intercetta Scrozzo, una finta, poi va in verticale da D'Amico, prova a tenere palla l'ex Alcamo, la rimessa laterale è stata guadagnata dal numero 9 nero-verde. Adesso dovrebbe lasciare la palla Camiolo, la restituisce Longo, Viscuso, ancora il numero 2, poi Scrozzo, intercettato fallosamente da Francesco Corso. Viscuso torna da Fili, Scrozzo, Fili, buona la pressione di Ciancimino. Adesso ci sono le praterie per il Piana, con Serio che scappa a Scrozzo, poi viene sbilanciato e viene dato calcio di rigore al Piana. Abbastanza generosa la scelta del direttore di gara, nonostante Scrozzo in qualche modo abbia sbilanciato Jack Serio. Il palleggio del Partinico Audace è stato beffato da un Ciancimino ultra aggressivo. Adesso si dialoga tra Serio e Amaya per chi dovrà andare a battere il rigore. Alla fine rimane solo il numero 9, quindi è pronto l'ex Enere Sottana. Amaya contro Cascione, va col destro, raddoppia il risultato il San Giorgio Piana, spiazzato Cascione, segna Amaya, quarto gol con la maglia del San Giorgio Piana e quindi 2-0 all'Ali Cauli. E allora il Partinico Audace riprenderà i giochi sotto di 2 gol al tramonto del primo tempo. Come all'andata, Fili, Scrozzo, Longo, va a lottare, prova a tenerla quasi in campo, Longo alla fine rimessa laterale, mi pare. Non è d'accordo Ciancimino. Punizione, quindi.
Già giocata. Pressa Longo. Rimessa dal fondo San Giorgio Piana. Tarantino per vie orizzontali da Gaio che va in verticale a cercare corso, pressa bene Marino e concede rimessa laterale al San Giorgio Piana. Predica calma invece mister Chinnici e suoi. Amaya va a lottare con Scrozzo, alla meglio il giocatore nero-verde in questo caso, poi duro. Ancora Scrozzo che va da Longo in verticale subito per D'Amico. Buona qui l'azione del Partinico Audace. Tarantino. Gaio. Giovenco. Belmonte va da Camiolo, pressa Longo. Sembra avere veramente un predominio territoriale imponente il San Giorgio Piana. Corso forse con un braccio non per il direttore di gara, lo si prosegue con l'assolo della squadra di Chinnici. Poi il tocco sbagliato del numero 2 del rossonero che poi torna sui suoi passi, si fa aiutare da Corso, serio, abbassando il suo raggio d'azione, deve tornare dai centrali oppure resistere alla carica di Panzeri con l'esterno. Il tocco ad aprire, bella azione del Piana che adesso si affaccia nella tre quarti avversaria con Lucera che va l'1 contro 1 con Viscuso, ancora Lucera, zona tiro, intercetta Fili, riparte il Partinico Audace con Longo che deve saltare anche il direttore di gara, 1 contro 1, lo vince Longo, sua maglia. Però Tarantino è più aggressivo e performante degli attaccanti rivali. E allora Lucera con l'esterno, chiude Fili. Partita che richiede grande sacrificio al Partinico Audace, vista la forza di questo piano. Minuto 43-50. Quindi stiamo per entrare nell'ultimo giro d'orologio di questo primo tempo, da comprendere poi se ci sarà recupero. Pronto il corner. Battuta ad uscire per Serio che va col destro e qua si sorprende Cascione con una bellissima traiettoria. Gioca il Partinico Audace. Polizzi prende un fallo che dà respiro, anche se i 45 minuti se ne sono andati. Mentre Butera intensifica il suo riscaldamento, è probabile che all'inizio della ripresa ci sia spazio per lui, che in inverno aveva avuto l'opportunità di vestire la maglia del Piana, scegliendo poi il quarto ritorno al Partinico Audace. Chiaramente tutto questo dopo aver chiuso il suo rapporto professionale con il Lascari Cefalù. Fili. Lucera, manca il controllo, meglio Longo in questo caso che poi deve lottare col set del Piana. Accelera Lucera, lo segue Viscuso, ancora Lucera, fa quello che vuole,
alla fine il pallone torna da Tarantino, fallo di D'Amico sul 4 e su questo contatto falloso arriva il duplice fischio del direttore di gara che pone fine a una prima frazione di tanto piana e poco Partinico Audace. Noi ci prendiamo una pausa, ma voi restate con noi, torniamo tra pochissimo. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Nel primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma di, malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a far nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertogli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi. Hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese. Perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi. Ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti
sanno che devono giocarsi la partita, la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lopito, tacco da Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre Arenoso, non è passa Diallo, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres, calcia in bocca a Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, poi Russo prova a apporsi, il pallone in mezzo, Pianosa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.
sta per ricominciare il match tra San Giorgio Piana e Partinico Audace, risultato fermo sul 2-0. Per il momento decidono le reti di Jack Serio e Federico Martina Maglia, che sul dischietto ha spiazzato Cascione nonostante la buona prova dell'estremo difensore del Partinico Audace. Il Piana è riuscito a trovare 2 gol e sicuramente cercherà di consolidare ancora di più il risultato, visto che dagli altri campi arrivano notizie che il San Vito è in vantaggio sull'Alcom e di conseguenza non può perdere concentrazione e non può perdere neanche un centimetro la squadra di Chinnici. Adesso il direttore di gara chiede se è tutto pronto ai suoi collaboratori, ai suoi assistenti. Poi chiede alla panchina del Piana di stare tutti seduti e poi apre le danze di questo secondo tempo con il Piana in possesso di palla. Serio. Corso. Ciancimino. Prestato forte. Gaio da D'Amico. Intanto vi segnaliamo che è entrato Amiri al posto di Salvatore Scrozzo ed è entrato anche Gabriele Butera al posto di Nicolò Panzeri. Fili, Marino, ancora Fili, passaggio sbagliato. Quindi sembra voler giocare con l'attacco a 2 il Partinico Audace, con Scrozzo e Marino a centrocampo. Pulizzi e Longo dovrebbero fare gli esterni offensivi. È questo l'assetto. Tanto Fili, una finta, poi Pulizzi, Fili, Cascione, torna ancora dall'ex Casteldaccia e i due hanno vestito la maglia granata nel loro percorso in epoche diverse. Tanto rimessa laterale, buona la spizzata di Butera per D'Amico che prova ad andare in solitaria, poi l'apertura con il destro a cercare Longo. Prova ad andare all'1 contro 1, bene Longo, continua ad insistere, poi va nella parte dove c'è ombra e quindi i giocatori quasi spariscono nell'inquadratura. Era comunque riuscito a saltare Camiolo, rimessa laterale battuta da Viscuso, il pallone quasi arriva ad Amico. Poi esce bene Gaio, rimane in proiezione offensiva il Partinico Audace col tiro deviato a Scrozzo e poi Butera ci ha provato ma era fuori gioco, tutto inutile per il Partinico Audace che comunque prova a pungere. Molto stretto Pulizzi rispetto alla consueta posizione di esterno. Tanto Amiri va a chiudere Serio. Cascione va a lungo per la spizzare di testa Scrozzo. Corso, ottimo il controllo. Prova a palleggiare il Piana sulla pressione del Partinico Audace. Chiede ai suoi di salire mister Benante. E allora Belmonte va al rinvio lungo a cercare Duro. Esce male Fili. Avanza bene il Piana con Duro. Zona cross. Arriva l'intercetto di Amiri sull'uscita di Antonio Cascione. E quindi primo corner di questa ripresa affidato a Lucera. Si fa sentire il pubblico del San Giorgio Piana. Lucera va al cross, palla al limite per Tarantino che non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta.
Amiri. Viscuso in verticale da Longo. Esce bene il Partinico Audace grazie al tocco di Butera. Ancora Longo che avanza. Può pensare anche a un tiro da lì. Intercettato. Poi continua. Marino. Per vie orizzontali. Da Viscuso si fa rubare palla il Partinico Audace. Altro ribaltamento di fronte. Stavolta a favore del Piana. Si lasciato cadere Serio. Che voleva il fallo. Fili. Maranzano pressato da Giovenco. Fili prova a palleggiare il Partinico Audace. Pulizio e dare una mano. Si è aperto lo spazio per Maranzano. Si può trasformare in un 2 contro 1. Ancora Maranzano che poi al tiro. Palla sul fondo. Prima occasione di questa ripresa del Partinico Audace. Partita dai piedi di Maranzano. Ha fatto una buonissima uscita a palla la squadra di Abenante. Non è riuscita però a finalizzarsi l'azione. Il tiro di Maranzano è finito di poco fuori. E allora Giovenco. Duro, Serio, ancora il numero 2 del Piana, che con Chinnici ha condiviso diverse esperienze della sua carriera. Tra l'altro il tutto è iniziato a Castelbuono nel 2018, quando ancora a Castelbuono si chiama Polisportiva, e poi gli anni d'oro all'Athletic Club Palermo, ex Resuttana San Lorenzo, con il doppio salto dalla prima categoria all'Eccellenza. Tanto perde ancora una volta palla il Partinico. La ripartenza del Piana con Serio che va al cross, chiude Amiri di testa, trattato prendendo le posizioni giuste. Il centrale nero-verde, che in società al Partinico Audace si occupa anche di settore giovanile, guidando alcuni gruppi. Rimessa laterale battuta da Giovenco, ma è un regalo per Cascione, che allora aspetta di rinviare. Gioca sul corto da Amiri. Iscuso, palla viene prolungata verso D'Amico, niente da fare per il 9. Poi si va a attaccare a uomo Amiri, buono l'intercetto. Ancora Marina a verticalizzare, però male. Partinico Audace continua ad attaccare. Butera la voleva la palla diretta da Pulizzi. Continua a giocare la formazione nero-verde con un pochino più di spensieratezza rispetto al primo tempo, letteralmente dominato dal Piana. Viscuso, palla arriva ad Amico, il cross per Butera, intercetta Gaio e poi il fischio al direttore di gara che segnala un fallo in attacco. L'avanzata da parte di Giovenco, poi il tocco di Serio. Duro, ha preso una posizione molto più arretrata rispetto al suo ruolo di centrocampista, dimostrare che i numeri iniziali non servono a nulla. Il 4-3-3 del Piana è molto di più. Pulizzi, zona tiro, prova col destro, è un regalo però per Belmonte che blocca. Avrebbe dovuto dare più forza all'ex Real Suttano. Sviluppo della manovra del Piana che funziona, con Duro che va da Maia. Buona la palla per Lucera, è tutto regolare per il direttore di gara. Allora il Piana c'è l'opportunità per recalare il tris, la conclusione che si spegne in rete. C'è da capire se a segnare è stato Lucera o se il gol è di Ciancimino. L'abbraccio comunque va all'ex Don Carlo di Misilmeri, che con ogni probabilità ha firmato il suo quarto gol in campionato. Ripartenza fulminea del Piana che è partito dal basso per arrivare in avanti, mentre Cascione ha qualcosa da dire al direttore di gara. 3-0 all'Ali Cauli.
Pulizzi, Fili, Amiri, gioca il Partinico Audace, chiaramente adesso sotto di 3 gol la partita si è messa molto male, deve cercare di evitare una debacle, cosa che con Abenante non è mai successa, visto che comunque qualche pericolo al piano è stato creato, la possibilità perlomeno di rendere questa potenziale sconfitta meno amara. Rimessa laterale, colpo di testa di Amaya che si spegne fuori, rimessa laterale Partinico Audace, battuta da Viscuso, Butera prova a aiutarsi con il Longo, il sole non aiuta sicuramente a vedere tutto quello che succede nel dettaglio. Pronto Viscuso, battere questa rimessa laterale. Viscuso, battere la rimessa, perde un po' di tempo. La gioca adesso per Longo, ma il direttore di gara non è d'accordo, vuole che si ripeta. Gioca il Partinico Audace, Longo può andare al cross, una finta, prova a passare in mezzo a 2, contatti in area di rigore, non c'è nulla per il direttore di gara, quindi si gioca. Ancora rimessa laterale per il Partinico Audace che adesso prova a reagire. Pulizzi, cross con l'esterno di Viscuso che rischia di diventare quasi un tiro. Si riparte dalla rimessa dal fondo, battuta da Giada Belmonte, Tarantino. Camiolo, per Serio. Giocata a muro per Corso che sventaglia molto bene, ancora una volta a cercare Lucera. Viscuso rischia di prenderla con un braccio, poi smanaccia sul Ciancimino. La palla arriva al limite da Serio. Conclusione con il destro che si spegne sul fondo. Si riparte da Cascione. Amiri. Fili. Scrozzo. Ancora Fili. Gestisce il gioco dal basso il Partinico Audace. Maranzano col destro, la chiusura di Corso che manda il pallone direttamente verso il suo pubblico. È pronto un cambio in casa Partinico Audace dopo i 2 di fine primo tempo e l'ingresso di Anselmo. Adesso è il turno dell'uscita di Marino e dell'ingresso di Cristiane Longo, quindi fuori un centrocampista, dentro un esterno offensivo, quindi adesso è possibile che Pulizzi vada a fare l'interno di centrocampo con Anselmo che ha sostituito Scrozzo. Amiri di testa per Cascione. Anzi D'Amico che va a fare il play. Diciamo un ritorno alle origini per lui dopo aver fatto l'inizio da punta.
Deve essere difficile, soprattutto per il numero 9 nero-verde, fare questi switch, perché sono anche mentali, non solo tattici, quello di ritrovarsi a fare il centravanti e poi il playmaker, due ruoli completamente diversi. Tanto, buona, subito una palla per Cristian Elongo, vediamo se riesce a tenerla in campo. No, non ci riesce il talentino della Juniores, che con mister Abbenati in particolare ha trovato un buono spazio, ritenuto comunque una carta valida da inserire spesso nei vari secondi tempi. Chissà che per lui nelle ultime 2 uscite stagionali del Partinico Dace, che sarà impegnato con i carenze, e qui c'è da mettere un asterisco, ed Empedoclina, che non trovi spazio. Ma prima c'è da completare questa gara, poi una sosta di 2 settimane e poi il rush finale del campionato presso il Partinico Dace, allontana a Belmonte. Cencimino, buona trama del Piana, ancora Lucera, torna indietro Pulizzi, in verticale da Cristian Elongo, in posizione di trequartista, va a cercare Longo, e poi col destro, sempre Longo, pericolo per Belmonte, però si è fatto male qui il Casse 99 che resta a terra. Si è rialzato Longo, quindi il gioco riprenderà con Belmonte e Tarantino. La battuta batte l'ex Parmonval. Belmonte, oggi preferito a Polizzi, che è il titolare disegnato di questa squadra. Colpo di testa di Viuscuso. Cencimino, Tarantino, pressa Cristian Elongo, riesce a far arrivare il pallone a Lucera, che poi non la tiene in campo, quindi è rimessa laterale per il Partinico Audace, che prova ad accorciare il campo e stare il più tempo possibile nella metà campo rivale. Anche un modo di difendersi questo, di evitare clamorose imbarcate. Tanto Longo, zona cross, non la prende, sembra indicare la bandierina il guardalinee, acconsente il direttore di gara, quindi corner in favore del Partinico Audace. Pronto Longo, il cross sul primo palo, il lancio di Tarantino che finisce fuori dal campo, fuori dal terreno di gioco. Adesso Piana, che sembra aver abbassato il ritmo anche al netto di un risultato abbastanza acquisito. Il calcio è imprevedibile, ma la partita non sembra presentare clamorosi ribaltamenti di fronte. Intanto Filì va da Maranzano, che prova ad accelerare. Maranzano, buona la palla a cercare Cristian Elongo, che aveva offerto un buon taglio al suo numero 3, ma non ha raggiunto la sfera nel momento giusto. Corso da posizione laterale, poi va da Gaio. Tarantino, una gestione della sfera molto distesa e serena, quella del Piana, mentre il Partinico Audace continua ad aggredire. Infatti Belmonte si è preso un grave rischio su Polizzi, adesso persa anche D'Amico. Piana con un po' di affanno in questo frangente, dopo forse quelle frasegge troppo serene che lascia pensare solo cose negative, visto che il Partinico Audace è una squadra che aggredisce sempre molto alto il possesso avversario. Cascione, Amiri, Anselmo, trattò molto bene
contro il Bagheria. Quei pochi minuti che Mister Benante gli ha concesso, ha fatto un'ottima prova, mentre la macchia della stagione è sicuramente il match d'andata per Anselmo, che ha fatto sbloccare la sfida a Lucera, ma lasciandolo solo in campo aperto, controllando male un pallone abbastanza facile. Ma sono situazioni che capitano, soprattutto a un giocatore giovane come Anselmo, solo un classe 2003. Per il resto, tanto sacrificio, grande abnegazione per il numero 14 neroverde nel suo percorso di quest'anno. E non è il primo al Partinico Audace. Polizzi, Butera, D'Amico, fraseggia la squadra di Abenante. D'Amico vuole la palla. Fili. Pulizzi, Cascione, ancora Fili, Maranzano, Fili, D'Amico. Anche qui il Partinico si è un po' addormentato nel costruirsi la manovra e il Piana se l'è ripreso con gli interessi il pallone. Serio. Si torna da Belmonte. Occhio a questo regalo per Longo, che può pensare al sinistro. Guarda, si spegne sul fondo. Si è fatto ingolosire l'ex fantasista del Cinisi, con cui è esploso letteralmente in prima categoria 2 anni fa. Ha fatto una cosa come 15 gol. Poi il trasferimento al Partinico Audace gli ha regalato un biennio, niente male. D'Amico riconquista palla. Questo terzo gol subito ha permesso al Partinico Audace di affrontare la partita con ancora di più voglia di divertirsi, al netto di un risultato già acquisito. I neroverdi non hanno concesso più nulla, ma già il secondo tempo indirizzava a questo tipo di sfida con una squadra Abenante più propositiva e meno contratta. Anche il Piana, che non ha più bisogno di spingere forte sull'acceleratore, sta mettendo al Partinico Audace di finire meglio la partita. Tanto Longa prova a passare in mezzo a due, poi Anselmo ci mette il piede. Gaio, Camiolo per Serio, esce Fili di testa, poi Pulizzi, la tiene in campo o no? Per continuare a sentire il pubblico rossonero. Occhio a questo lancio sul quale deve intervenire Cascione, è andato secco col piede. Rimessa al laterale affidata a Carmelo Viscuso. Amiri, Fili, Amiri, una carriera intera per il Partinico Audace, anche quando aveva perso altri nominativi come Don Bosco Partinico, squadra che adesso milita in terza categoria. Diciamo un paese nel cuore per il difensore che indossa la fascia al braccio, mentre Fili sale tantissimo. Uscita di Belmonte su Butera. Serio, ancora a terra. Va a dire anche qualcosa al guardalino.
Rimessa laterale già battuta a Maranzano che restituisce il pallone a Belmont. Rinvio lungo, mentre Duro avanza. Zona tiro per lui, conclusione deviata, blocca Cascione, anche se il fortunatissimo palo non ci permette di inquadrare. Maranzano. Tanto Serio scappa d'amico, fallo del 9 nero verde, giallo, più che meritato. E poi si danno la mano il giocatore di Partinico da Ceppiana, segno del fair play. Due uomini sul punto di battuta per la punizione del San Giorgio Piana, uno è Jack Serio, l'altro è Gabriele Giovenco, classe 96, che per 3 anni consecutivamente, come detto, presenza ha vestito la maglia l'Athletic Club Palermo, condividendo una grande esperienza con Chinnici, tecnico che tra le parti di Piana è abbastanza noto. Anche in passato, intanto la palla di Serio fuori gioco, dice il guardalinee. Dicevamo, il tecnico Filippo Chinnici ha vinto 3 campionati di seconda categoria, tra i quali uno alla guida del Principe di Belmonte, con il quale l'anno dopo ha sfiorato il doppio salto perdendo la finale playoff. Poi ha schiacciato il campione di seconda categoria 2017-2018 con il Piana, un anno da record, 60 punti, 19 vittorie, 3 pareggi e 0 KO in quella stagione. Non è mai facile fare 0 sconfitte. Adesso proprio mister Chinnici sostituisce Ciancimino e fa entrare Spina. Quindi quest'estate per il tecnico rossonero è stato un ritorno tra queste parti dopo essere stato esonerato dall'Athletic Club Palermo l'anno scorso ad ottobre e aver vinto il campione di promozione con la stessa società l'anno prima e anche quello di prima categoria. Tecnico sicuramente vincente a questi livelli. Mentre mister Abenante, che ha mandato a scaldare Giuseppe Catanzaro, quindi vorrebbe regalargli qualche minuto al secondo portiere, visto anche questo finale di stagione, che non chiede più nulla al Partinicotas. Tanto Cristian Longo prova ad andare. Perde palla Anselmo. Duro. Lucera. Prova ad andare. Col destro. Cascione. Poi Serio segna. Ma fuori gioco. Non era Serio. È Spina. Ha fatto veramente un grave regalo Anselmo. Ancora una volta Lucera, che era andato a tirare. Cascione ha fatto una buona parata, come è buona tutta la sua partita, a prescindere dai 3 gol subiti, sui quali poteva fare poco. Fili. Pulizzi. Bella giocata. Poi torna indietro. Amiri. D'Amico. E poi c'è fallo su Maranzano. È giallo per Giovenco.
Calcio di punizione in favore del Partinico Audace, che andrà a battere Angelo D'Amico, ma non sembra pensare a soluzioni lunghe, infatti gioca subito a Maranzano. Lui che ha iniziato il suo percorso tra i grandi proprio qui in prima categoria, campionato che il Piana ha fatto per 5 anni consecutivi, prima di salire in promozione lo scorso anno attraverso la vittoria della Coppa Sicilia, allenatore Giancarlo Ferrara, poi è passato all'Aspra quest'estate, separatosi dalla società giallo-verde proprio questa settimana. Quindi il Piana, diciamo che punta direttamente al doppio salto. Cinque anni di prima categoria, uno solo di promozione con ogni probabilità, vista anche la vittoria che con ogni probabilità raggiungerà oggi. Piano effettua un altro cambio, esce tra grandi applausi Gabriele Camiolo ed entra Rubino. Proprio lui è arrivato a Piana quest'estate dopo un mercato rocambolesco per lui. Aveva lasciato Sciacca per trasferirsi all'Aspra, dopo parte del ritiro è tornato allo Sciacca, forse non si è trovato con buon fatto il tecnico dell'estate agrigentina ed è alla fine approdato al San Giorgio Piana. Oggi è subentrato dopo non essere stato neanche convocato contro il Casteltermini. Si va a posizionare in un ruolo non esattamente suo, che è quello di terzino destro. Mentre Cascione abbandona il campo per lasciare spazio a Catanzaro. Torna tra i pali Giuseppe Catanzaro, lui che al Partinico Audace ci è tornato ad ottobre, dopo qualche mese in stato di fermo, aveva chiuso il suo rapporto col Camaratti in estate, poi è tornato nel momento del bisogno a Partinico, ha fatto diverse presenze, col Piano è stata la penultima per l'esattezza, poi quella con l'Iccarense è la panchina definitiva fino a questo momento, visto l'arrivo di Cascione. 12 minuti per lui oggi, poi vedremo se ci saranno anche altre occasioni nelle prossime 2 giornate di campionato che si disputeranno dopo la sosta. Rimessa laterale battuta, Viscuso, D'Amico dal limite, prova a metterla in mezzo ma il pallone è nettamente impreciso. Mette giù Belmonte e la lascia a Tarantino. Il rinvio, il colpo di testa di D'Amico. Arriva Lucera che in qualche modo aggancia, poi vai in verticale da duro. Deve uscire Catanzaro. Buona l'uscita del numero 12 nero-verde. Serio. Tarantino, lancio lungo, chiude Viscuso, poi Amaya. Ancora protegge l'ex Sicuro Leonzio, forse c'è fallo di Longo, no, tutto regolare per il direttore di gara, allora prosegue l'azione di Longo. Anselmo subisce fallo, calcio di punizione, 10 alla fine.
Un bel pomeriggio di sport oggi alla Licauli, niente problemi tra le due squadre, match è fluido, anche se archiviato immediatamente dal Piano nel primo tempo e poi chiuso in questa ripresa dal gol di Lucera, anche se rimarrà il dubbio sul fatto che è molto probabile che l'abbia toccata Ciancimino sulla linea da stabilire se era entrato o meno. Tanto palla in mezzo a cercare Butera, riparte il Pianacona, Maia, è scattato Lucera sulla destra, avanza il numero 7 che poi cade e l'ha presa con le mani. Questo sembra accusare un dolore alla caviglia, Lucera che non cammina benissimo. Lancio di Anselmo. Poi D'Amico torna indietro da Catanzaro. Amiri. D'Amico, il lancio per Cristiane Longo che controlla. La palla è del Partinico Audace. Quindi Maranzano a battere la rimessa. Tocco di duro, pescato in fuorigioco Gaio, che se non è d'accordo, capitano rossonero, arrivato dall'Aspra, vinto 2 campionati di prima categoria consecutivamente, precisamente l'anno scorso la Coppa. Gestisce il Piana. Maranzano. Cristian Longo, bella giocata individuale la sua. Poi contatto in area di rigore e quindi si andrà dal dischietto. Bravo Butera a prendersi questo fallo, ma altrettanto bravo Cristian Longo. E credo proprio che sarà Butera a batterlo, mentre Tarantino non è d'accordo e allontana la sfera. Quindi proverà a firmare almeno il gol della bandiera. Partinico Audace. Butera contro Belmonte. Controlla che sia tutto ok il direttore di gara, fischia, parte Butera con il destro, spiazzato Belmonte, fa 3-1, riapre parzialmente la sfida, sono ancora 2 i gol da rimontare per il Partinico Audace, ma gioia per Gabriele Butera che va ancora una volta in doppia cifra, una carriera da sogno in promozione per Gabriele Butera che fa 10 in stagione, quinto con la maglia del Partinico Audace. Aggiorniamo il tabellino che dice 3-1 a rendere meno amaro il pomeriggio nero-verde. Serio, Tarantino, intercettavi scuso, vediamo se il Partinico Audace proverà a regalarsi un finale più interessante, anche se è chiaro che il Piano non può
perdersi in un bicchiere d'acqua. Tanto bellissima occasione e subito illusione del gol. Sembrava 4-1, fatto una grandissima giocata. Credo proprio Spina. Infatti in tribuna si stava festeggiando il gol, ma solo esterno della rete. Esce tra gli applausi Duro, entra al suo posto. Fianchi a maglia, quindi doppio cambio per il Piana. Entra Zoom ed entra anche Porcelli. Gli spazi anche per i giovani in questo Piana, in questo fine di partita, mentre il pallone sembra irraggiungibile per Cristian Longo, che infatti dovrà accontentarsi di guardare il pallone scorrere fuori. Rinvio di Belmonte, stacca di testa d'Amico. Poi Pulizzi a cercare Butera sul filo del fuorigioco, il tocco col destro di Butera è tutto fermo, è tutto irregolare, ha alzato la bandierina il guardalinee, ma era partito quasi col tempo giusto il 38enne. Avanza Porcelli, lotta Pulizzi, con buona tecnica fa uscire tutti dalla pressione il 18, poi Serio posizionatosi nel ruolo di centrocampista, apre il gioco da Spina, palla in mezzo, fili di testa, allontana Viscuso, poi ancora Filì, Maranzano deve provare a liberare. Lucera va col mancino, la raccoglie tra le sue braccia Catanzaro, senza patemi. Amiri, D'Amico, il lancio intercettato da Gaio, poi Maranzano, avanza, va in verticale da Cristian Longo. Fallo del classe 2006. Pronto Gaio. Ultimo giro d'orologio, poi sarà il recupero. Stacca di testa Pulizzi. Poi Amiri. Butera, grande aggancio del 19 che apre da Longo, che era partito con un filo d'anticipo. Trattato molto bene Gabriele Butera per quello che ha potuto. Ha conquistato un rigore, l'ha finalizzato e poi si è sbattuto in tutti i palloni possibili da giocare. Si riparte la calcio di punizione vicino alla bandierina con Amiri che rimette subito il pallone in gioco con Viscuso, ma in verticale. Pulizzi, Longo, accelera, strattonato, calcio di punizione.
Prova a finire in attacco il Partinico Audace, mentre se n'è andato anche il minuto 90. A quanto pare sono 3 minuti di recupero, almeno questo mi è sembrato di capire il gesto del direttore di gara. Palla che arriva al limite per Longo. Va col destro, tiro deviato, calcio d'angolo. Prova ad attaccare fino alla fine il Partinico Audace. Pronto Longo. Va sul secondo palo dove c'è Amiri di testa. Pulizzi in qualche modo si deve difendere il Piana. Adesso prova ad andare a riconquistarla Longo. Protegge invece molto bene Porcelli. Poi libera Tarantino. Partinico Audace è un po' slegato tra i reparti in questa situazione, con la difesa che era molto più bassa rispetto al centrocampo e attacco, ma comunque rimessa laterale per i neroverdi. Se ne sta per andare anche il secondo minuto di recupero. Amiri. Fili. Catanzaro. Viscuso. Pulizzi. Anselmo. Longo, in verticale, cercare Butera. Va a lottare con Tarantino, alla meglio però l'ex Parma, rimessa al fondo. Pronto Belmonte che rinvia adesso mentre il sole sta calando. Ed è un peccato sia calato solo adesso, perché diciamo l'inquadratura di quest'area di rigore è stata condizionata per gran parte della partita. Dei dubbi che si sia visto in maniera chiara il calcio di rigore di Butera. Tanto Longo si prende un fallo e su questa punizione potrebbe finire la partita tra Partinico Audace e San Giorgio Piana. Longo sul secondo palo, non c'è nessuno e non si vede nulla, letteralmente, perché il sole è tornato prepotentemente. Credo proprio che il direttore di gara adesso metterà fine al match. Tarantino, invio lungo, Lucera controlla per vie orizzontali, avanza il Piana, c'è un buonissimo lancio per Spina, fuori gioco però per il guardalinea, che quindi interrompe l'azione del San Giorgio Piana. Se n'è andato anche il minuto 4 di recupero e arriva adesso il triplice fischio che mette fine al match tra San Giorgio Piana e Partinico Audace, risultato di 3-1, altra vittoria consecutiva per la squadra di Chinnici, che vede il titolo sempre più vicino, ma adesso ci sarà la sosta e poi il rush finale. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima.